prima il prete. Ecco il libro di questa. Andiamo accanto. Marino. Basta, ma qua vicino, mettete qua vicino. Mettete qua vicino. Molto bene, dai. Tu ci dice? Marino, pokrivaš ga. Ecco. Marino, per favore. Ok, inizio io a ringraziare. Ecco, inizio io a ringraziare. Faccio io. Mi hanno detto me che faccio da moderatore, o della parola. Ecco. Solo un attimo che. Sì. Dopo tagliamo, si taglia, si cuce. Sì, non ti preoccupare. Sai come funziona, no? Sì, non ti preoccupare. Martina e Renato. Allora potremmo cominciare poi la parola a lei. Allora io prima di tutto vorrei ringraziare al nostro caro Marino per questa statua di San Michele che ci ricorda prima di tutto la presenza di Dio fra di noi. Spero che attraverso tutto questo tempo e anche di questa giornata che possiamo veramente sperimentare la felicità, la sua protezione e la presenza di Dio fra tutti noi, fra le nostre famiglie. Questa statua io spero che ognuno che è abbastanza grande e bella, che ognuno che passerà qua dalla nostra esterna, che possa veramente apprezzare la bellezza di questo posto e chiedere sempre la sua protezione. Grazie Marino. Vorrei ringraziare a tutti quelli che sono venuti oggi, specialmente devo ringraziare anche i fratelli Dunis, specialmente Gidio che ha donato il tronco per Vasquisume, la forestale, perché senza di Gidio non sarebbe il tronco qui. E Sandro Dunis anche che ha aiutato a trasportare. E tutti voi che siete venuti qui, il parroco, signor Baldini, storico d'arte, Renato Malaman, giornalista italiano, giornalista di Radio Capodistria, TV, Martina Bocci, tennis e tutti presenti. E speriamo almeno una volta all'anno che ci vediamo qui e sempre di più, che siamo anche 1000 persone che siamo prima o dopo. Grazie. Volevo innanzitutto fare solo una domanda curiosa, perché molti credenti non riescono a capire una cosa, Don Rafael. Una domanda? È una domanda. Perché noi conosciamo come persona fisica un santo che è vissuto di carne sulla terra, San Giuseppe, la Madonna, San Francesco. Perché gli angeli e arcangeli che sono spirito sono santi? Sono santi perché stanno continuamente nella presenza di Dio. Stanno presenti gli arcangeli, soprattutto se si parla che sono coloro che servono a Dio. Ecco, questa alla fine è la vita di ogni cristiano che vuole sempre fare la volontà di Dio nella sua vita, no? Per questo noi di questi angeli che servono già a Dio, che stanno già dall'inizio dei tempi nella sua presenza, ecco, chiediamo specialmente al nostro caro San Michele che ci dia la sua protezione e il suo aiuto, perché affinché noi non possiamo arrivare a quel livello di poter servire a Dio ogni giorno della nostra vita, in ogni momento. Ma sappiamo che Dio ci vuole bene anche se siamo deboli peccatori, ma Dio ci aiuterà attraverso della sua protezione. La ringrazio. Allora io potrei avere il premio Nobel come una domanda al signor Marino e lo scultore che ha pensato e realizzato. Mi stavo chiedendo una cosa, perché quando ha avuto l'ispirazione di fare questa scultura sacra, cosa è successo? Mi ricorda un tale San Giuseppe che era in dubbio,
la sposo, non la sposo sta Maria? Come è venuta questa ispirazione? Allora, io da molto tempo che mi occupo di fare sculture, ho fatto anche sculture più grandi di questo, vuol dire, in Austria, in Bulgaria, in Italia, Austria. Dopo ho fatto a Portole, a Grignana una scultura. Ho detto voglio fare anche qualcosa per dove sono nato, dove sono battezzato, cresimato, comunicato. Per la mia parrocchia voglio lasciare qualche traccia. E ho detto voglio fare un angelo, una donazione che resta qui per quanto resterà. Faremo anche un piccolo tetto, così sarà protetto anche dalla pioggia, così durerà più di noi. E la vedremo Prometto ogni che io giorno. regalo la lampada notturna allora solare, d'accordo? Ringraziamo. Sì, tutti i testimoni. Volevo anche fare un ringraziamento a queste gentilissime signore, l'operatore è in ferie, no? Quindi lo schermo è fisso, la signora Jugova, Rosanna, perché nel Facebook noi vediamo spessissimo le sue creazioni, i buzzolai e le varie cose istriane che io amo tanto, le torte. C'è una signora che mette appetito solo a vederla. Se si va a accomodare, la signora Martina venga. Da quando ero ragazzo, che avevo poca panza, io seguivo il suo bellissimo papà, e lei comunque non è da meno, che allieta le nostre domeniche martedì. Secondo lei ce la faremo a riempire ancora le chiese di Istria? Ho visto una cosa, rispetto all'Italia c'è molto turismo, in un paese piccolo così ho contato 25% di presenza di abitanti a messa. Beh, io riprendo intanto buongiorno, la giornata è splendida e stare qui tutti insieme credo sia una cosa bellissima, nel senso che recupera, usando le parole di Marino, il senso di lasciare una traccia e io credo che attraverso l'arte, attraverso la cucina, attraverso tutta quella che è un po' la cultura che ciascuno di noi può portare sul territorio lasciamo delle tracce. E oggi sono tanto felice di vedere tanta gente in questa chiesa che di solito io vedo sempre abbastanza deserta quando passo, perché recupera quel senso della comunità che secondo me ci può salvare, perché oggi come oggi siamo sempre tutti più separati, siamo sempre tutti più individualisti e invece attraverso gli appuntamenti della comunità, che naturalmente passano anche per gli appuntamenti della Chiesa e dei Santi, e quelli che poi io cerco di raccontare nelle mie trasmissioni, anche attraverso la cucina. Questi sono... Grazie. L'acquolina in bocca, guarda, io a volte leccherei lo schermo. Beh, ma io qua sono in rappresentanza femminile e credo che la rappresentanza femminile più grande sia anche quelle straordinarie donne che oggi si sono messe in cucina e hanno preparato pezzi di quella cultura di cui noi facciamo parte, per cui grazie anche a tutte le donne che stanno allestendo là dietro. Ecco. Le ringraziamo di cuore e poi il resto sarà storia. Chi abbiamo ancora qui con noi? Oh, abbiamo un giornalista vero. Io sono un operatore proprio seduto dall'agricoltura a questo hobby. Sono un vecchio amico di Marino Jugovac, l'ho conosciuto almeno più di 30 anni fa. Posso dire che oggi lui ha coronato il suo sogno, ecco, quindi non potevo mancare e mi sento anche di dire che con la sua arte Marino, che è un visionario, è un uomo fortemente legato a questa terra, ci fa sognare un'Istria migliore e negli ultimi anni abbiamo visto anche i risultati. Io ricordo ancora le sue piccole case che vendeva nel negozio di souvenir a Grisignana e già in questi piccoli capolavori si coglieva questo amore e la volontà di dare un suo contributo attraverso l'arte alla rinascita dell'Istria e della cultura istriana profonda. Marino non è di tante parole ma di molti fatti, come vediamo. Questo arcangelo credo sia un dono straordinario, qualcosa che rimane. Sul campanile c'è un nome di un suo antenato, è il nome di un suo antenato, Jugovac, che ha lasciato una traccia importante. Marino oggi rinnova questo legame con la sua terra, con la sua chiesa e con la sua gente. Grazie a tutti di essere intervenuti perché davvero è una festa bellissima. Sono veramente felice e onorato di essere qui. Ringraziamo, continuiamo con la carrellata. Io vi giuro, mi sento un po', non in imbarazzo, commosso. Io qua c'è un pezzo di
cuore perché sono nato a Madonna del Carso e mi hanno deportato all'età di 4 anni in Friuli. Perdonate la cadenza. Abbiamo uno storico, il signor Marino Baldini. Marino Baldini. Che cosa ci può raccontare di questo posto? Qui, scusi, un amico, un tale Franco, diciamo conosco meglio, diceva che qui correva un confine provvisorio con la zona B. Beh, naturalmente, ma quando si presenta un'opera d'arte, una scultura, un critico serio non si occupa di zone, ha politiche e confini che non sono artistici, e dunque anche quelli che magari si occupano, che noi rispettiamo profondamente, no? Dovrebbero conoscere queste cose. E noi siamo qui principalmente per presentare un'opera d'arte e poi anche quello che ha eseguito l'opera, il scultore, e naturalmente in pieno rispetto della parrocchia, dei parrocchiani, del signor parroco, di tutti i presenti. Grazie Reverendo per l'aiuto con la benedizione, perché prima questa scultura si trovava effettivamente in ombra. Dopo la benedizione l'ombra si è tolta e si è mostrato San Michele. San Michele che è coerente con le opere di Marino che io seguo già da decenni. Ricordo angeli di queste o anche dimensioni superiori fatte da vari materiali lignei ma anche dipinte. Infatti lui ha continuato sempre, come anche in queste zone, le sculture a Gretignana, a Bisino, sculture in luoghi pubblici, la Castaniera qui vicino, no? A Portole, che è una, secondo me, delle installazioni nello spazio più riuscite. Ma come riuscire meglio di installare una scultura che posizionarla accanto alla chiesa che ci ricorda questo primo arcangelo, il primo collaboratore di Dio e della Madonna Santissima, Beata Maria Vergine. Dunque il personaggio più importante in cielo dopo queste persone, il capo di arcangeli, il capo dell'esercito celeste, che con attributi giusti, ecco, Marino ha raffigurato in questa scultura di iconografia sovrannaturale, ma anche di spazio. Vedete che lo spazio si alza verso la scultura, come verso il campanile, verso la chiesa. E la vedrete sempre, perché l'interno della chiesa non si può vedere ogni giorno, magari quando si passa con la macchina, ma la scultura che ricorderà San Michele, che ricorderà il cielo, ma soprattutto che ricorda un'opera d'arte fatta degnamente, con dimensioni ben valutate, con una iconografia che anche come i materiali fa parte di questo ambiente. Io trovo che questa riuscita naturalmente la dobbiamo soprattutto, ha detto già Marino chi ha aiutato, no? All'artista che è anche pittore ma scultore già, diciamo, non solo esperto, molto di più di questo, perché ha conosciuto con le proprie sculture, ha arricchito dei spazi pubblici molto importanti, e questo è forse il più commovente, sentendo anche la tradizione di famiglia, la presenza del nome. Mi ricorda un po' la mia, no? Che mio bisnonno ha contribuito per una campana, mio padre 100 anni dopo per un'altra, dovevo fare anche io una campana nella mia parrocchia, no? Così queste tradizioni anche sono molto molto importanti, perché anche se c'è l'ombra, come c'era stamattina, no? Poi c'è anche la benedizione, l'ombra se ne va, no? E così anche l'arte ha varie fasi, ma cresce, no? E poi rimane per arricchire lo spazio, per arricchire la nostra spiritualità, e per questo siamo molto riconoscenti a tutti voi, perché l'arte senza la società non conta, no? C'è ad esempio un grande artista di Malaga nativo, si chiama Picasso, no? E certi tenevano i suoi lavori in un armadio, no? Nei scaffali anche. Lui diceva: quell'arte non esiste. L'arte esiste quando c'è la comunità, quando c'è la parrocchia, quando c'è l'artista e quando c'è l'opera che si vede.
Se non si vede, come sappiamo che esiste? Per Dio sappiamo che esiste, no? Anche se non lo vediamo. Ma l'opera d'arte deve essere visibile. Dunque qui sono stati azzeccati tutti gli elementi principali. Per questo auguri a tutti voi e in particolar modo a Marino. Ringraziamo il nostro storico, molto chiaro. 2 parole con la pia donna. Ecco, se ti vuoi accomodare. Io parlavo prima di appetito, no? Sì. Con la signora Mocci. Sì. E devo fare solo i complimenti. Diciamo Grazie. che sei la portatrice della cultura, soprattutto della tradizione. Parliamo di Bussolai. Cosa dire? Buoni, che piace a tutti. Parlo in dialetto perché qua si capiamo un po' meglio tutti. Bisogna parlare in dialetto. Scusa, la mia cadenza furlana, non volevo. No, come dicevi, tradizione. Sì, a me piace la tradizione, portarla avanti da sempre. E faceva mia mamma questo, lo faccio io avanti finché posso. Lo trasmetto a mia figlia e mi Questa è auguro la cosa importante, la che vada tradizione, avanti anche perché a non lei. si vogliono ascoltare i figli, Sì, è vero? no, ma a me ancora un po' mi ascolta, poco, ma mi ascolta. Questa è una gran bella roba. Sì. Beh, oltre comunque a preparare queste prelibatezze, Sì. fai parte di questo gruppo di pie donne che tengono in ordine questa bellissima chiesa, che io ormai sono quasi 60 anni, non mi avete sentito, no? Che Sì. ci passo davanti, ma la vedo splendida. Complimenti, che dire. Grazie. Ma ci diamo da fare quel che possiamo, con i mezzi che abbiamo e con l'aiuto dello Spirito Santo andiamo avanti. Beh, oggi è giornata, mi sembra che l'angelo di luce se ci l'è chiamata illumina oggi, abbastanza, sì. No, questo, come dicevo prima, lo faceva mia mamma che mi ha trasmesso questa, insomma, mi ha cresciuto con la fede e mi ha trasmesso questa, una vocazione, questo per me, aiutare, servire la Chiesa, lo faccio con grande piacere, lo farò finché posso, finché sono abile di farlo, è una cosa bella, non perché per via degli altri, per sentirsi meglio, per essere in un bel ambiente. famoso detto cristiano, che è più bello dare che ricevere. Giusto, perché se quanto si dai una mano ma ne ricevi niente. Ecco. Tu hai mai notato la faccia di chi riceve qualcosa di inaspettato? Che faccia fa? Allegre, contente. Tipo la mia sui tuoi Bussolai. Ah sì? Non l'ho vista, Come Viodin. Adesso vedremo. Vedremo. Credo che abbiamo dimenticato l'ultimo, ma il migliore. Prego, se si vuole accomodare qui, siamo in compagnia dell'Arcangelo. Chi abbiamo? Buongiorno. Buongiorno, mi conoscete tutti, sono Denis Visintin, praticamente nativo, originario anche di questi territori, ecco, di San Giovanni, no? Ecco, ricordo con Marino ci conosciamo ormai da una vita praticamente. Ricordo soprattutto la sua prima mostra che ha realizzato a Buie, i famosi paesaggi istriani che Renato citato prima, ecco, in base anche a altre opere d'arte e anche sculture tutte citate che gli amici chiarito prima. Ecco, Marino ama questo paesaggio, Marino sfrutta i legni di questo paesaggio, quindi nella sua arte ne riporta l'amore ma anche il rispetto per il paesaggio. Ecco, voglio ricordare un altro grande momento importante della vita di Marino, che partendo da qua ha raggiunto Parigi e anche la Bulgaria, l'Ucraina. Quando dirigevo il Museo Civico di Pisino, Pino Bonanno, che è qua presente si ricorda, mi chiama, mi dice: senti, dobbiamo fare una mostra importante per Marino al Castello di Pisino. Ecco, la che abbiamo realizzata, credo che era la mostra in cui c'era anche Oman e forse un'altra. Poi Marino ha realizzato anche una scultura importante al Castello di Pisino e da là si è partito Marino verso il mondo. Ecco, scusami, credo che sia giusto chiamare anche il nostro amico Pino Bonanno, che è importante in questo percorso di Marino. Pino, prego. Aspettiamo allora il carissimo, giovanissimo amico Pino Bonanno. Eccoci qua, a lei la parola. Marino è un uomo speciale, è un uomo straordinario. Io l'ho conosciuto nel 94 quando sono arrivato a Grisignana
E ricordo che avevo voglia di vederlo scolpire in dimensioni autorevoli, e delle opere che avessero un significato anche civico. Infatti passeggiando con lui per questi territori abbiamo visto un tronco per terra e ho detto questo sta bene a Grisignano, e con fatica l'abbiamo portato, la scolpito, e adesso è a Grisignano. L'opera di Pisino è successiva, ma poi ricordo con piacere i tour che abbiamo fatto in Germania, in Olanda, a Parigi, in Italia. Ormai è un artista internazionale, quindi non è solo di questo territorio, ma parte da questo territorio per trasmettere arte, conoscenza, creatività a tutto il mondo. Grazie Marina per questo. Grazie a te Pino, per le belle parole. Grazie a lei. E con questo io vi saluto. Se vogliamo dare proprio l'ultimo saluto al Don Rafael, facciamo gli auguri ancora per tanti auguri di buon onomastico. Venga. No, perché Don Rafael vuole ricordare che da domani, dal 1° ottobre, dopodomani, inizia il mese del Rosario, della Madonna del Rosario. Sì. Cosa ha pensato questa comunità? E per iniziare, che prima hanno detto, la messa la prossima domenica la facciamo a Cepici, come è la nostra tradizione qua a Sterna. Quando iniziamo il mese del Rosario andiamo su a Cepici, vicino anche se non facciamo la Madonna delle Neve, ma ecco nella chiesa di Cepi, perché andiamo là verso la Madonna, che speriamo che ci aiuti nella nostra vita quotidiana. Che cosa dire? Ringraziare tutti che siete venuti, ringraziare anche a te, ringraziare a Marina, a tutti voi che siete venuti a partecipare di questo evento straordinario, e augurare a tutti voi una buona giornata, e a tutte le vostre famiglie, chi si chiama Rafael, Gabriel o Michele, fare gli auguri da parte mia, e che la benedizione di Dio vi accompagni in questo giorno di oggi e tutta la vostra vita. Grazie. Un caro saluto a tutti da Geni Bassanese. Troverete in Google, in YouTube, solo la giornata Sterna 29 settembre 2024. No profit e auguri a tutti. Grazie.